Eder, Mech, Pallister. Buongiorno Eder e un saluto a tutte le tue ascoltatrici e a tutti i tuoi ascoltatori. Sul caso di Liliana Resinovic, nelle ultime settimane l'attenzione a mio avviso si è focalizzata su elementi che oggettivamente non possono portare a conclusioni certe. Questi sono appunto i messaggi che sono intercorsi tra Liliana e Claudio, che sono stati recuperati dai dispositivi mobili e che secondo la libera interpretazione dei consulenti di parte della famiglia dimostrerebbero inequivocabilmente l'esistenza di una relazione d'amore tra i due negli ultimi anni. Questi messaggi sono messaggi cifrati che mai riportano in modo esplicito contenuti riconducibili ad una storia d'amore, contengono invece lettere e numeri, dal numero 1 che porta alla lettera A con la successiva sostituzione della lettera A con la parola amore. Secondo queste ricerche che sono state fatte si dimostrerebbe un'ipotetica relazione tra i due. In realtà se alla lettera A e quindi anche al numero 1 anziché la parola amore si sostituisce con la parola amico o amica in base al senso di indirizzo di questi messaggi, avremo invece la dimostrazione di un consolidato rapporto di amicizia tra due persone che va avanti da moltissimi anni, dal 1979, anno in cui si sono conosciuti, con poi una parentesi anche di amore nel 1981. Quindi a mio avviso, ecco, la questione relazione d'amore non è al momento dimostrabile per i contenuti emersi nei messaggi, perché potrebbe essere benissimo un modo di cifrare messaggi scambiati anche tra amici e non necessariamente tra amanti. Venendo al concreto, invece, a mio avviso in quest'anno e mezzo si è trascurato un elemento oggettivo molto importante che era emerso già dopo le prime indagini condotte. Si tratta appunto del DNA maschile di soggetto ignoto che è stato rinvenuto sotto l'unghia del pollice e dell'anulare della mano destra di Liliana e in alcune parti degli slip che erano indossati da Liliana nel momento in cui venne ritrovato il corpo privo di vita al boschetto. Ebbene, mentre nel caso delle unghie questo DNA può essersi depositato anche dopo aver utilizzato un oggetto precedentemente in uso ad altro soggetto, faccio un esempio, anche usando un computer, nello scrivere con la tastiera, una persona può arrivare a raccogliere sotto le proprie unghie il DNA della persona che precedentemente lo aveva utilizzato. Quindi in questo caso non abbiamo niente di dirimente. Per quanto riguarda invece il DNA sugli slip, la questione diventa molto più complessa e per un certo verso anche molto interessante dal punto di vista investigativo. Infatti, se vediamo che questo DNA è ignoto, non può essere quindi accostato ad alcun soggetto conosciuto finora, che può essere legato a questa vicenda, dobbiamo arrivare a fare delle ipotesi. Quella comunque certa è che Liliana negli ultimi giorni di vita ha avuto un contatto, dobbiamo escludere eventuali altri soggetti che possono essere conosciuti perché mediaticamente magari si sono fatti vedere in alcuni programmi e in questo caso, ecco, il riscontro sarebbe comunque negativo qualora fossero stati sottoposti
ad esame del DNA per una comparazione. Quindi abbiamo praticamente un soggetto ignoto che ha lasciato il proprio DNA sugli slip di Liliana, esattamente sulla porzione inguinale destra in prossimità dell'elastico e sulla porzione vaginale degli slip. Allora, adesso faccio una parentesi ricordando il caso della povera Yara Gambirasio, dove sulla porzione esterna degli slip, che peraltro era anche esposta all'aria e di conseguenza alle intemperie per molto tempo, fu ritrovata la traccia mista dove c'era anche il DNA attribuito a Bossetti, che poi è stato condannato dopo 3 gradi di giudizio come autore di questo omicidio. E quella traccia era teoricamente contaminabile, essendo rimasta esposta all'aria e quindi alle intemperie per un lungo periodo di tempo, e nonostante il rischio teorico di secondaria contaminazione, la prova venne considerata dirimente per ritenere colpevole Bossetti, a cui era attribuita quella traccia di DNA maschile presente nella traccia mista di DNA. Nel caso di Liliana, invece, tornando al caso che ci interessa, questa traccia non era teoricamente esposta a rischio di contaminazioni secondarie, bensì gli slip erano quindi protetti pienamente dai pantaloni che indossava, quindi DNA per una ipotetica contaminazione secondaria non poteva depositarsi nei punti in cui è stato rinvenuto. Ciò significa che c'è stato un contatto diretto tra gli slip che indossava Liliana nel momento in cui è stato ritrovato il suo corpo privo di vita e la persona di sesso maschile ignota a cui appartiene quel materiale genetico. Il fatto che sia una persona ignota, ciò a mio avviso dovrebbe portare le indagini a valutare un'azione di soggetti all'esterno della cerchia più ristretta che poteva avere un rapporto di conoscenza più o meno forte con la vittima. Quindi in questo caso, qualora dovesse trattarsi di omicidio, non dovremmo più parlare di omicidio di prossimità come era stato ipotizzato da alcuni. E si aprirebbero però 2 strade, vale a dire Liliana potrebbe essersi volontariamente allontanata lasciando i telefoni a casa e poi da lì aver incontrato volontariamente altri soggetti che possono magari averla anche ospitata, e quindi il DNA potrebbe essersi lì depositato perché qualche soggetto che può aver ospitato Liliana potrebbe aver toccato quegli slip anche per rimetterli a posto dopo un lavaggio, e da lì la traccia poi è rimasta. In questo caso l'identificazione del soggetto a cui appartiene il DNA di Liliana porterebbe a una svolta delle indagini per ricostruire poi dove è stata in quei 20 giorni prima del ritrovamento del corpo, dando appunto la datazione del decesso all'inizio di gennaio del 2022. E quindi poi capire come mai può essere arrivata eventualmente o a togliersi la vita oppure scoprire cosa può essere successo qualora sia avvenuta una morte in conseguenza di altro reato oppure un omicidio preterintenzionale seguito ad un occultamento di cadavere. Ecco, la pista però della morte in conseguenza d'altro reato
e quella dell'omicidio preterintenzionale appare molto più probabile non a seguito di un allontanamento volontario, ma di un ipotetico sequestro di persona a scopo di estorsione. In pratica, tutti noi ormai sappiamo che nella casa coniugale erano presenti ingenti somme di denaro. Qualche malintenzionato potrebbe aver saputo questa informazione e quindi aver organizzato un sequestro lampo di Liliana a scopo di estorsione che avrebbe potuto concludersi rapidamente nell'arco di pochi giorni con il pagamento di una somma di riscatto di media entità. Però tutti noi sappiamo che il 14 dicembre la serie di eventi che si sono succeduti hanno portato inevitabilmente il marito Sebastiano a sporgere denuncia di scomparsa la sera, quando appunto Liliana non è più rientrata, e Claudio, l'amico Claudio, la mattina successiva ha dovuto anche lui giustamente sporgere la denuncia di scomparsa dopo gli eventi del 14 dicembre 2021. Quindi nel caso in cui ci fosse stato un sequestro lampo in corso, queste due denunce di scomparsa avrebbero poi complicato notevolmente la gestione dell'ostaggio da parte dei sequestratori, perché una volta presentata la doppia denuncia di scomparsa, ovviamente la procura aveva attivato le ricerche della persona che non aveva fatto rientro a casa, Liliana, e al tempo stesso anche disposto intercettazioni a carico dei soggetti a lei più prossimi. Quindi un'eventuale presa di contatto con il marito per la richiesta di riscatto sarebbe stata un'azione altamente pericolosa per i sequestratori, che avrebbe rischiato di poterli far identificare e quindi arrestare, con tutto ciò che poi ne sarebbe conseguito. Probabilmente quindi la richiesta di riscatto non poteva più avvenire nei modi che erano stati studiati nel momento della pianificazione del sequestro, e quindi i tempi di questo sequestro, che poteva essere lampo, risolto nell'arco di un paio di giorni, si sono complicati notevolmente e a seguito delle complicazioni evidentemente potrebbe essere successo qualcosa che ha portato alla morte Liliana in conseguenza di altro reato, oppure per un intervento di un soggetto terzo, e quindi un vero e proprio omicidio che allo stato attuale degli elementi conosciuti apparirebbe preterintenzionale, con successivo occultamento di cadavere nel luogo del ritrovamento. Quindi, a mio avviso, le indagini per arrivare ad una soluzione del caso dovrebbero passare attraverso l'esame del DNA maschile ignoto che è presente sugli slip di Liliana, e da lì cercare di identificare il soggetto a cui appartiene, sia nell'ipotesi dell'allontanamento volontario, sia nell'ipotesi di un sequestro lampo finito male. Con l'identificazione del soggetto a cui appartiene quel DNA ci sarebbe la svolta tanto attesa, che potrebbe portare alla definitiva soluzione del caso che poi ha portato alla morte la povera Liliana Resinovic. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.